Parliamo di questa iniziativa di oggi in associazione con la Dante? Sì, è un'iniziativa che si inserisce nella settimana della cultura gastronomica della Dante Alighieri a livello nazionale, ma noi la vogliamo celebrare a livello locale, a livello della nostra scuola che ha un indirizzo enogastronomico, perché capiamo l'importanza che ha la cucina come non solo nei nostri corretti stili di vita, quindi per assicurare il benessere quotidiano, ma anche per gli aspetti culturali che ha, per il fatto di essere tipica, incardinata nel territorio, quindi diventa tradizione, diventa veramente una forma di cultura e di recupero del passato che non va perduto. Quindi questo duplice aspetto è importantissimo e permette di far comprendere ai ragazzi che assumere corretti stili alimentari e soprattutto nella nostra scuola studiare queste e applicarsi nell'acquisizione di queste competenze e tutti abbiamo varie autorità presenti, illustri il relatore della cucina da tanti punti di vista. Parliamo di questa iniziativa che oggi la Dante sta organizzando presso l'Istituto Gallo. Sì, in sostanza questa settimana è dedicata alla cucina italiana nel mondo, è l'8ª edizione e abbiamo pensato congiuntamente con l'Istituto Niccolò Gallo di svolgere questo incontro che prevede delle relazioni sulla tematica benessere e alimentazione e approfittiamo pure oggi per consegnare dei riconoscimenti alle scuole che hanno trattato la tematica del dialogo come garanzia di pace, che hanno inviato la loro adesione a questa proposta della Dante. Evidentemente parlare di dialogo in tutti i contesti è una cosa importante perché agevola moltissimo la vita anche del quotidiano. Oggi inoltre sigilliamo 2 protocolli di intesa come Dante, uno con il liceo classico musicale Empedocle e un altro con proprio l'Istituto Niccolò Gallo, perché crediamo che bisogna fare rete proprio per diffondere meglio i messaggi sia culturali che educativi che formativi, specialmente rivolto ai giovani.